Caneloni, macaroni e spaghetti, tagliatelle, mascarpone, romanini, cappuccino, tortilla di patate. Viva l'Italia! Viva, viva! Oh, che cansato sto io. Benvenuto, Giancarlo. Avui tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb un cuiner internacional, el chef vingut d'Itàlia, Giancarlo Pavarotti. Io cucino! Tu cucino? Tu cucino? Giancarlo Pavarotti, io cucino, io il mio apelliotto. Ah, val, ja capisco l'avis, ja. És el seu cognom, Giancarlo Pavarotti, io cucino. Ricardini, si no ma sigue perché il mio italiano è molto difficile. No, sí, jo crec que se l'entén bastant, L'italià és fàcil. Oh, un italiano in Berlino di pisti. Suposo que havia de parlar-nos de pasta, oi? Effettivamente, amici. Allora, è moltissimo importante di mangiare molta verdura perché necessita espulsare il lactato di merda del muscolo. Bon consell, Giancarlo. És important tenir una alimentació variada. Si no vaig malament, com ja vam parlar de menjar genuïnament de l'antiga Roma a l'anterior programa, avui veu una mica vostè a fer el que li dóna la gana, no? Certo, tirroni di merda. Grazie. E per questa cosa che faremo un piatto completissimo marca di lecchiaccia, di la mia cazzola, e no, la puttanesca di merda di mangiare dell'antica Roma. Vale. Presto che è 1, è 2, è 3 e faremo una pizza 2 stazioni alla stile italiana. Romana. Una pizza, 2 stazioni, em faltarien 2 stazioni aquí, Giancarlo, no són 4. Bueno, avui en dia 2 stazioni, inverno-verani, no? Idoni, grazie. Ricardetto, ricordi che soli tenimi 2 tipi di pizza in Italia. La napoletana, che si tratta di una pizza di una cantonata in un impasto elastico. E la romana si incantonata in pasto crocanto. Molt bé. Digue'ns que això de la pizza ve de lluny, oi, chef? Si m'ho permeteu, de quan els soldats del César ja menjaven un pa aplanat anomenat pinzatus, al que hi afegien altres ingredients com el formatge, oi? Es deia pinzatus perquè al menjar-se el pinzaven amb les mans. Questa, Gennaro, sei una forma corretta di mangiare la pizza. Va prega e vaffanculo. Vinga, doncs. Amb els ingredients de la pizza romana, què fem? Tot això que fem? Ho posem tutto alla caggiola? Ti sta cacciondeggiando? No. Come ha detto? Tutta la cassola che sono italiani, eh? E infine, per impizzare faremo l'impasto. Per 2 termini necessitiamo 200, se non si m'intendi me lo traduci. No. Necessitiamo 250 grammi di farina 00. Vale. Cruciale! Cruciale che vuol dire? Cruciale fanno questa farina! Vale. Porta più glutine e favorisca la fermentazione. Vale. Cruciale. Giancarlo, tu la farina bene. La farina. Tu largo, tu festa, fognaterro. Bene. 10 di olio di bergia e 10 di lievito fresco e 200 ml di San Pellegrino. Però, un moment, per què amb Sant Pellegrino? Que les bombeilles més fines, potser? Niente, uomo, perché in San Pellegrino se mi posa come un pepino! Sí, molt bé, estem aplaudint això, molt bé. Vale, jo ja no pregunto més. Seguim, vinga, va. Andiamo, Ricardele, vergiamo tutta la cosa e lavora l'impasto finché si desprenghi dalla polarda. Afegire un cucciaretto di sale e continuare a impastare finché 10 minuti. Hòstia, porta feina, això. I un cop tenim la massa feta, com ho hem de procedir? Aspetta, perché una volta ottunto faremo una bolinga e lasceremo riposare 2 ore e fuori dal frigo, tapadetto. Ed è spesso il frigo per de mare. Sapore di mare? Sapore di sale. Pavarotti! S'aplaudeix això. En fi, que no haurem d'esperar fins demà per menjar pizza, oi? Niente. Vale. Ti porto preparata un impasto del giorno di ieri. Da ire. Ora teniamo l'impasto. Ben stiratto e continuazioni li evoca lo che a ti piasca dell'anno. Non lo sai? Carnata di porca?
Io che sei? Come stiamo qui? Carciofetti di porco de agricoleto? Mira que bé. I llavors tot això cap al forn, no? Il forno è stato precalentato 220 gradi centigradi. Se non te ne forno, te la può passare per la pedri. Però mi catalani. Ja veig, així queda tot més integrat, sí. Un cop preescalfat ja cap a dins o què? Que tenim gana. Affermativo. Un últim consell pels indocumentats que no tenim forn de pedra a casa i anem amb forns normals. Quan fem la pizza hem de posar dalt i a baix? Molto facile. Primero si posa la pizza in una porzione di piede sotto il forno e le passato 5 minuti, li passate la pensa al panza 5-7 minuti più. Claríssim. Moltíssimes gràcies, Giancarlo Pavarotti. Giacocino! Jo penso que deu ser la primera vegada que he après alguna cosa, eh?